pensa non fare economia. Giovanna, non è venuto il padron Cesare? No, ma verrà certamente. Silenzio tutti! Uno stornello per Giovanna. Fiore di canna, quando vedo la faccia di una donna, mi viene in mente il volto di Giovanna. Fior di verbena, il vino che Giovanna mi ha versato, mi brucia come lavanelle bene. Fioria, è inutile cantarla litania, Giovanna dati il cuore a me Signorino! Signorino! Come mai il padrone non è qui? È la prima volta che succede? Speriamo che anche lui si sia stancato di questa vita. Questo sarà difficile. Il padrone è un albero vecchio con le radici fonde. Chi lo smuove? Ci vorrebbe un cataclismo. Cataclisma a parte, poco ha ragione. Signorino, Padron Cesare lo beve tutto d'un fiato. almeno un sorso se la prendono a male. Oh, bravo. Da qua, t'aiuto. Non te lo facciamo. Ma come mai il padrone non è qui? Non è mai accaduto. Non preoccuparti, aspettava una visita da Roma. Giovanna, ho fatto una scoperta. Ho scoperto che sei molto bella. Il vino? Quello che ho bevuto io o quello che avete bevuto voi? Credevo che sapesse già. Non avevo più speranza, ma ora ho la certezza. Il primo nella sabbia, il secondo in fondo al mare. Possiamo rimandare i contadini? E rimanda i contadini. Bisogna dare ordini per domani sera. E tu, dagli ordini per domani sera. Ci sarebbe da spanocchiare vicino al cipresso. Pannocchiate dove vi pare. Ragazzi! Giovanna dato il Padron Cesare sarà collo. molto contento di sapere che nessuno si è ubriacato. Evviva Giovanna! Viva padron Cesare! E viva la polenta! Voglio vedere chi ti porterà a casa. O con 2 o con 4 gambe una bestia ci sarà. È inutile cantare la litania, Giovanna ha dato il cuore a Beatrice. Giovanna, vuoi venire con me? Come faccio con questo disgraziato? Lo carichiamo dietro. Bisognerebbe legarlo. E lo legheremo. Inutile cantare la litania, Giovanna ha dato il cuore. Andiamo, Giovanna. Stai attento, Inutile cantare la litania.
piano, se no povero Fofo. Volentieri. Stavo proprio pensando al modo di allungare la strada. Giovanni, ho fatto un'altra scoperta. Non vi burlate di me. Ho scoperto che se non sono ancora andato via di qua è perché ci sei tu. Questo mi fa piacere. Vuol dire che sono utile al padrone. Ci tiene tanto che vi interessiate alla campagna. I carciofi e le carote li lascio a mio fratello Guido. Non hanno niente a che fare con i tuoi occhi e la tua bocca. Che vuol dire lo stornello che sta cantando lo scemo? Non capisco. Ha detto che hai dato il cuore a Mezzadria, Ha detto così? innamorata di qualcuno. Io? No. Oh, attento! Amare il prossimo è un dovere umano, ma è meglio abbracciare una persona morta. Già, la tua presenza è superflua. Oh! Ma no, non è cristiano, povero Fofo. Bisogna fermarsi. Non gli succederà nulla. Giovanna! Giovanna! Sta già sulle gambe. Arriverà sana e salva a casa e la passeggiata gli farà bene. A me piacciono le donne semplici, senza complicazioni. Le donne... come devo dire? Come la vostra fidanzata. La mia fidanzata. E chi ti ha detto che ho una fidanzata? Non è vero. Hai capito o non hai capito? Stai attento, qui si combina un grosso guaio. Il palazzo è da quella parte. Padron Cesare vi fa dire di andare subito da lui. Un grosso guaio. È arrivato qualcuno da Sì, un ufficiale aviatore. Ed è ripartito. Quasi subito aveva la faccia di uno che porta cattive notizie. Buonasera, papà. Papà. Guido. Anche Guido non c'è più. Guido. Senza speranza. Senza speranza. La sola speranza adesso è in te. Non ho più che te. Ma io non... Ma tu ci penserai. Ora sei di fronte al tuo destino, c'è l'avvenire di mezzo. Bisogna riflettere. Riflettere prima di rifiutare quello che ti offre tuo padre. Devi vincere la tua stupida versione per la campagna. Volevo soltanto dire che è andato tutto bene. A occhio e croce abbiamo raccolto 8 volte la semente. Si può essere contenti per un'annata come questa. Grazie, Giovanni. Avete ordini? Ho ricevuto una cattiva notizia. Anche il mio povero Guido. Che Dio vi aiuti in questo grande dolore. Grazie, Giovanni. Anche Giovanna, quando le morì il padre, studiava per diventare maestra e non pensava certo alla campagna, ma accettando la mia ospitalità ha capito quel che doveva fare. Ed ecco che cosa è diventata, che senza di lei la fattoria non può più andare avanti. Giacomo. Sei sempre deciso a sposare Maria? Papà, che domanda. Le voglio bene e ha la mia parola. E allora bene che questo matrimonio si faccia più presto.
Va bene. E allora bisogna secondarlo. D'altra parte è anche quello che desideriamo noi, non è vero? Oh sì, ma un matrimonio in momenti come questo. Io avevo sognato una festa gaia, fiorita, con tutti gli amici intorno, un lungo viaggio. Invece così... E poi il corredo, ma perché tanta fretta? Non lo conosci. Ha l'ossessione della stirpe. Bisogna accontentarlo, eh? Ci sono tutti? Sì, Come vi dicevo, io non c'entro, ma se volete un mio consiglio, le linee è meglio passarle di giorno che di notte. È il silenzio notturno che tradisce sempre. Allora avete deciso? È venuto Sergio? sì, in questo momento è di là. Bisogna prevenirlo, le SS lo stanno cercando. Salve ragazzi. Sergio, ti stanno cercando. Sono venuti a casa tua ed hanno fracassato tutto. Se trovano gli elenchi. Impossibile, gli elenchi sono nascosti dentro le linee di una porta. Come vedete bisogna far presto. È stupido farsi cogliere come dei topi in trappola. È proprio la vigilia di fare qualcosa sul serio. Ragazzi, bisogna agire. E sono in pena anche per te. Senti cara, in questo caso gioca soltanto il destino. Giacomo, tuo padre deve comprendere che sposarci adesso è impossibile. Anzi, bisogna che tu non ritorni nemmeno a casa tua. È troppo pericoloso. Dove ti nascondi? Qui almeno si può avere una certa sicurezza. È tutto organizzato bene. Guarda, vedi quel campanello lì sulla cantoniera? Sì. E il campanello segnale. Quando il portiere vede entrare qualche persona sospetta, preme il bottone e ci avverte. E dove si scappa? C'è un sottoscalo introvabile. È insopportabile sentirsi come delle bestie braccate. Ma io non voglio perderti. Devono aver trovato gli elenchi. Ragazzi, documenti. Giacomo, via, presto. Ehi, Luigino Nazareno! A Roma fanno certe retate che non vi dico. Pare che in questi giorni abbiano portato via circa 7.000 uomini. Ah, buonasera, padron Cesare. Ma sapete come fanno? Chiudono una strada o una piazza con le mitragliatrici. E chi è dentro? Sembra che ci sia l'ordine di fare la stessa cosa anche nelle campagne. Io sto tranquillo perché un amico mio mi ha dato una certa tessera che con quella non mi frega nessuno. Senti, Rimodino, Sì, padron Cesare. tu attacca subito Greve. Sì. E vai a Roma, via Ripetta. Sì. E di a Giacomo che io gli ordino, senza perdere un minuto, di tornare a casa con te. Sì. Puoi essere a Roma prima di mezzanotte e di ritorno prima dell'alba, capito? Benissimo, benissimo. Vai, tornate a lavorare voi, su. Giovanna! Oh, padroncino, bentornato. Pensavo già io di venire a salvarvi. Bravo, hai fatto bene a tornare, ti avevo mandato a prendere. Il dottor Corrado Smith che mi ha gentilmente accompagnato con la sua macchina. Molto onorato. Oh, vai a svegliare Giovanna. Dile che si veste, venga da me subito. Vai pure a letto tu. Sì. Bello. Giovanna? Giovanna? Oh, già pronta. Allora che Giacomo è tornato, l'hai capito? Corri da padron Cesare, provo a vederti. Così sono venuto a prendere un po' di soldi e un po' di roba. Credi, papà, qui sarei continuamente in pericolo. Io credo invece che tu sia molto più sicuro qui. Dia retta al papà, mi sembra che abbia ragione. Il papà ha ragione. Avanti. Fofo, ti avevo già detto di tornartene a letto. Pensavo di poter essere utile. Tu sei utile soltanto nella stalla. Vai a letto. Ah, Fofo. Tu non hai visto Giacomo. Come no, l'ho visto. Sono stato io ad aprire lo sportello. Non farti più scemo di quello che sei. Tu non hai visto Giacomo, capito? Come non l'ho visto? Non sai che sia tornato. Non so che sia tornato. Forse è andato a nord. Va bene.
Al sud. Dove vuoi? Non qui. No, qui. Si tratta di trovare un nascondiglio sicuro per Giacomo. Non si perda di coraggio, signorina Maria. Dopotutto è forse più sicuro là. Ma dove? Come? E io qui ad aspettare che le giornate passino. Ma noi possiamo andare quando vogliamo, finché non si mettano in capo di rastrellare anche i vecchi e le donne. Ma lei scherza. Non so coi vecchi, ma con le donne pare che abbiano già cominciato. Buonasera, padrone. Buonasera. Hanno portato via il figlio della Luisina e pare che nella fattoria Sant'Antonio abbiano prelevato 7 o 8 giovani che vi si erano nascosti. Digli che stia tranquillo, che non mette neanche la testa fuori. Buonanotte. In confidenza, tu sei una vaccherella, ma io non sono una asino. Parliamoci chiaro, io so dove è Giovanna, lo so, voglio che lo dica. E questa notte, per di più, prenderà una no, tu non mi comprendi. Il padrone vi raccomanda di non mettere fuori neppure la testa. La rastrellano forte anche da queste parti. Mi pare che faresti bene ad asciugarti, no? Non importa, ci sono abituata. Poi ti prendi una polmonite e a quella non ci sei abituata, Su. Ma come fate da solo a mettere tanto in disordine? Bevi. Attravi dal freddo, bevi. Lascia stare, non posso vederti così bagnata, asciugati, via. Su, da brava, non ti guardo. Parola, non ti guardo. Io mi sdraio sul letto con la faccia contro il muro, guarda, così, va bene? Su, da brava, fa presto, Chissà se piove ancora. Quasi quasi vado a vedere, No, non vi muovete. Ah, già, ho promesso. Questa maledetta tana non si sa mai nemmeno che tempo fa. Questo temporale durerà tutta la notte. Credo che sarei costretta a restare qui. Chi è stato? Signor Giacomo. Ma che signor Giacomo? Qui non ci sono signori di sorta. Qui non ci sono che 2 esemplari antidiluviani. Gli uomini delle caverne. Credi proprio che 2000 anni fa 2 esseri umani che si fossero trovati nelle nostre condizioni avrebbero continuato a guardarsi così? A modo loro avrebbero parlato dei loro sentimenti, dei loro desideri. Lui avrebbe detto: Eva, ammettiamo che lei si chiamasse così, Eva, come sei bella. I tuoi occhi sfavillano, le tue labbra che tremano mi promettono parole sublimi. E Eva che cosa avrebbe risposto?
Lasciatemi rivestire. Perché secondo te ci sarebbero stati degli abiti da mettere e da levare? Eva era la sola donna per l'uomo che le parlava. Anche tu. Anche tu sei sola. Per me. Davvero? Davvero. Che c'è? Che c'è? Mi era parso di sentirmi chiamare. No. Non dimenticare le sigarette la prossima volta. Non dimenticherò. Gli alleati sbarcano alle spalle del nemico. Truppe americane e britanniche della Quinta Armata, al comando del generale Mark Clark, hanno stabilito una testa di ponte sul litorale tirrenico italiano a sud di Roma. Ancora tu? E perché più di giorno rischio di farti prendere. Basta, non ne posso più. Te l'ho già detto, non posso continuare a fare questa vita da troglodita. Divento una bestia, impazzisco. No, parla piano. Valeva la pena di fare un sacrificio così lungo per giocarsi tutto in un minuto. Ma non mi ha visto nessuno. Hai commesso una grossa imprudenza. A che scopo? Che vantaggio ne avresti a farti impacchettare e spedire in Germania? Tu non sai quello che si prova là dentro. Notte e giorno, giorno e notte. E non si sa quando è giorno e quando è notte. Le ore non passano mai. Credi che sarebbe divertente viaggiare tra due mitra tedeschi? Sì, sì, tutto quello che vuoi. Ma a un certo momento un uomo prova degli istinti che sono più forti di quello della conservazione. Avresti dovuto lasciarmi a Roma. Sì, a Roma! A quest'ora sarei con i miei amici dall'altra parte a combattere, a fare qualche cosa. Combattere tu che non hai nemmeno voglia di lavorare. Posso non essere un contadino, ma non sono un vigliacco. Zitto! Vieni gente. E dove ti metti adesso? Vieni, vieni, vai su nel granaio. Nasconditi. Dietro le sacche della vela, presto, vieni, su. Avanti, chi è? Volevo chiedervi se avete qualcosa da dire a vostro figlio. Giacomo è qui. È uscito di nuovo. Cosa vuoi che ti dica? Ma non gli avete detto che ieri hanno rastrellato qui intorno? Ma dice che impazzisce, probabilmente è vero. Di mangiare, portaglielo di sopra nel granaio, aspetta. Dagli questo plico. Sono dei documenti arrivati per lui da Roma. E che non scenda più. Non voglio. Perché sei uscito dalla grotta? Brava, comincia anche tu adesso. Tanto domani parto. Per dove? Vado a Roma, vado al diavolo, ma di questa prigione ne ho abbastanza. Giacomo. Che c'è? Che c'è adesso? Ma non penserai, spero, che per una volta che ho perduto la testa io debba poi per sempre... Ma io ti voglio bene. E non domando, né aspetto, né penso a niente di quello che credi tu. Io. Tu? Io non parlo per me. Non vorrai dirmi. Dico, non vorrai dirmi che... È tutto qui? Lo
Non sarà mica la fine del mondo. Su, non ti impressionare. Domani ti avrò preparato una lettera da portare a Roma, perché naturalmente dovrai andartene. Sì, ci avevo già pensato. Una zia malata e bisogno di un'operazione. Ecco, benissimo. Con la mia lettera ti presenterai ad una certa persona e ti affiderai alle sue cure. Grazie, Giacomo. Credevo che ti saresti tanto arrabbiato. Sono molto contenta. Arrabbiata, ma perché? È una sciocchezza, vedrai. È questione di pochi giorni. Pochi giorni? 5 mesi? Ah, perché? Tu vorresti... Giacomo, cosa hai pensato di fare di me? Oh, senti, non cominciamo con le solite storie. Al giorno d'oggi si fa così anche in casi meno delicati di questo. Per il bel gusto che ci deve essere a fare dei figli. In questo momento ci sono milioni di madri che sarebbero molto più contente se avessero fatto come te. Come me. Ma io non farò quello che dici tu. No! Ah, ho capito. Bene, bene. Non è molto nuovo nemmeno questo, ma infine è sempre un gioco possibile. Ma ricordati bene che io non subirò ricatti. E se intendi giocare sull'autorità di mio padre e sulle sue stupide manie, ti avverto che ti sbagli. Hai capito? Perché piuttosto me ne andrò via di qua senza nemmeno voltarmi indietro. Ma allora perché? Se non mi volevi bene. Ho rimandato quanto ho potuto. La zia non può più aspettare. Bisogna che si curi presto. Se sapeste quanta gratitudine ho per voi, capireste che in questo momento sono tanto, tanto dispiacente. Se non ti sapessi incapace di mentire, penserei che questa è una storia per nascondere non so quale verità. Che verità? Non lo so, ma una bella ragazza come te può avere anche il diritto di farsi una vita propria. Oppure una buona figliola come te può non avere il coraggio di dire a questo vecchio noioso: io sono stanca di voi. Ma che cosa dite? Va bene, non ne parliamo più. Torna presto. Lo sai che senza di te qui le cose andranno molto male. Io non basto, lo sai. E adesso abbraccia. È proprio vero, dimmi. Sì, certo. Va bene, quando parti? Subito. Subito, perché? La zia sta molto lontano e il viaggio è lungo. Aspetta. Buon viaggio. Ancora una volta, Giovanna, vale la pena che ti aspetti. Tornerò appena mi sarà possibile. Ve lo prometto. Buon viaggio. No. Prendi. Quanto ti ha dato il padrone? No. Apri quella busta, compari. $10.000. Dove hai detto che ci aspetta tua zia? Al bivio di San Martino. Ehi, Sta bene, figliuola, sta bene. Posso tenervi. È un'eccezione. Speriamo che da questo male venga un po' di luce nel vostro cuore. Grazie, madre. Grazie, farò di tutto per meritare tanta bontà. Ne sono certa. Quanto a vostra zia, penserò al modo di sistemarla in un istituto religioso. Grazie, madre, grazie. Permettete che dica una parola, mia nipote? Fate, torno subito. Se tu a quell'uomo non gli lavi gli occhi, non sei una donna. Abbandonarci così, senza una parola. Noi, che le vogliamo più bene di tutti. L'avete mai creduto tu? Io nemmeno. Ma noi sapremo aspettare. Vero che sapremo aspettare, Carolina?
truppe americane sono entrate oggi a Roma e l'annientamento della debole resistenza nemica nella capitale è stato completato alle 9:45 di stamane. Buongiorno, donne. Oh, Ramondino! Come va la vita? Porto ordini superiori. E chi? Ah, non lo immagini? Il padron Cesare. Mi ha detto che se questa sera non ti porto a casa, mi caccia via. Mi dispiace per te, ma non torno. Guarda quello che fai, eh? Per difendere il mio pane io sarei capace di fare anche delle chiacchiere. Ricorda, hai giurato su tua madre. Ma tu devi andare. Questo si chiama ragionare. Non senti? Anche lui è d'accordo. Devi andare. Ma è il bambino. E non ci sono io. E io non lo devo vedere. E non ci sono io. Ti ci porto quando vuoi. Poi tu a padron Cesare hai promesso, ricordi? Promettetti, allora lui ti chiede 20.000 lire. No, per la verità erano 10. È la stessa. Ma vieni. Vieni, vedrai. Fior di fragranza, ho avuto tanto tempo di pazienza, con te mia bella torna la speranza, fior di fragranza, io Insomma, non c'è nulla di grave, un po' di deperimento, esaurimento, nutrirsi, dormire e non pensare a nulla, non c'è da preoccuparsi. Grazie, dottore. L'accompagno? No, non importa. Tanto ci vediamo tutti i giorni. Arrivederci, dottore. Arrivederci. Dottore, non c'è proprio da sperare. In coscienza non potrei darvi delle illusioni, almeno per ora. Ci dovrebbe essere una legge per sciogliere automaticamente i matrimoni sterili, se no perché ci si sposa? Che l'amore? Ma l'amore è una cosa che finisce, mentre il matrimonio è una cosa che non finisce mai. Purtroppo. Arrivederci. Arrivederci. E tu, Mariolina, hai imparato a dire l'R? Sì. Bravo! E tu, Marconi? Io non ho aperto più un libro per espressione. Povero figliolo, quanta pena mi fai. Ma stai tranquillo che ti farò studiare il doppio. Adesso sedete perché dobbiamo andarci, via. No, tu rimani. Bentornata, bentornata. Ehi Popo, è tornata Giovanna! Ah, è tornata! Mi sentirà, le dirò le mie ragioni. E anche le tue, lascia fare a me. Come state? Oh, largo! Oh! Popo, come va? Non mi
c'è scritto nemmeno una riga. Ma se non sai leggere? Però tu sai scrivere. Aspettavo il tuo ritorno e le lettere me le avresti lette tu. Buongiorno, Brava. Ti ringrazio di aver accettato subito l'invito. Simpatico il Annetta, questa è sempre casa tua. Casa mia. Qui le cose non vanno. Mio figlio è sempre quel disgraziato che sai, mia nuora è sempre malata. Per questo ti ho chiamato con tanta insistenza. La prima cosa da fare è ricontrollare tutti i conti del semestre, no? La prima cosa da fare è di presentarti alla signora di sopra, nella stanza d'angolo. Dille sono Giovanni, ti conosce, non parlo d'altro io. Voglio che ricordiate sempre che sono tornata per voi, soltanto per voi. Perché sei tornata? T'avevo offerto del denaro perché non tornassi. Anche per questo sono tornata. Vada, Giovanna. Vada, che se sei venuta per fare qualcosa... Vergognati. Giovanna, no? Il padrone mi ha mandato via. Capisco, ma non c'era tanta fretta. In ogni modo sono contenta di vedervi. Mio suocero sentiva molto la vostra mancanza. Troppo buono con me. Non volete sedervi? Sarei tanto lieta di conversare un po' con voi per conoscervi meglio. Molto gentile. Ma io sono venuta qui per lavorare. E devo cominciare subito. Sta bene, avremo tempo. Andate allora. Signora. Va bene, ho capito. Quanto all'imballaggio per le spedizioni siamo d'accordo, puoi andare. E tu, Piersanti, mi farai il favore di guardare nel tuo magazzino. Vedrai che qualcosa ti deve essere rimasto. Una piccola distrazione. Arrivederci. Oh. Quello è un tipo da rieducare. Bisogna tenerlo d'occhio. Più ti guardo, più trovo in te qualche cosa di diverso. Non so, più donna, più... Beh, è il tempo che passa. Vedrete che fra poco mi troverete vecchi. Facciamo tutti la stessa strada. E non hai voglia di prendere marito, di avere dei figli? Non sono tempi, padrone. Eppure i bambini sono così belli. Devo andare, devo correre alla vigna, avete bisogno di me? No, vai, vai. Mi raccomando, il segreto. Non si deve sapere che questa festa per il compleanno di Giovanna l'ho organizzata io con delle idee che sono venute fuori dalla mia testa. Come? E chi ha inventato i coriandoli? Io. Chi ha inventato i lumi alla veneziana? Io. E chi ha inventato le stelle filanti? Io. Chi ha inventato il telegrafo?
Perché non? Perché non parli? Non ti diverti? Ma sì, Fofo. Anzi, ti sono grata dell'improvvisata. Hai visto dove si è cacciato il Limondino? E da lì con il Limondino, sempre il Limondino, sempre il Limondino. Io sono stufo di tutti i rimondini di questo mondo. Come l'hai trovato? Bello, forte. Tutti i giorni diventa sempre più robusto. E tutti i giorni somiglia sempre di più a qualcuno che io conosco. Giovanna, tu hai tanto in mano da far impazzire dalla gioia padron Cesare, da far morire di paura il signorino e crepare dall'invidia quella smorfiosa della contessina. Senti, prima di partire domani passa un momento da me, ti darò un golfino da portargli perché non abbia freddo. Ma se questa mattina si moriva dal caldo. Sei commovente. Giovanna, me lo dai un bacio, eh? Accidenti, ti sai difendere però. Come mi diverta! Tu sai... Lascialo stare. Sei la prodezza, va bene. Fai bene a togliermelo dalle mani, altrimenti un giorno o l'altro io... E tu questa sera se non balli con me non avrai più notizie, capito? Come sei simpatico! Ma chi ti ha insegnato a spiare quando due parlano in segreto? Io non ho sentito niente, non ho capito niente e non dirò niente a nessuno. Puoi fidarti di me che di quel primo o quello lì, una volta o un'altra, sai così per caso. Gli lascio cadere un travesino le corna. Ecco padron Cesare. Non sono mica io il festeggiato. Dov'è? Dov'è? Eccola! No, Giovanna, figlia. Oh, grazie, padron Cesare. Vai, padron Cesare! No, mica così, dobbiamo ballare tutti insieme. Da quando sei tornata hai cambiato carattere. Perché? Non so, anche oggi che è la tua festa, non ti diverti? Sono un po' stanca. Ragazzi, un momento. Mi dispiace, la signora si sente male. Limondino! Eccomi, padrone. Vai subito a prendere il dottore e portalo qui. Giovanna, vieni dalla signora. Buonanotte a tutti. No, me ne va bene uno. Signora, si sente male. Ha bisogno di qualcosa. Grazie, Giovanna. Torno subito col dottore. Scusa, Maria. Sì, caro. Giovanna, un po' di cognac. Non so che cosa mi sia accaduto. Mi sentivo tanto bene stasera e poi all'improvviso un mancamento, come se la vita se ne andasse. Ma non era una cosa penosa. È la prima volta. Anche ieri l'altro, ma meno grave, appena un accenno. Adesso sono tanto stanca. Chi è che piange? Se mi svegli un'altra volta per nulla, vedi dove vai a finire. E avanti a nanna, per Benino lì. Si fa la nanna per te. Pare che abbiamo fatto il miracolo, giovanotto. L'amore qualche volta ne fa. Vostra nuora pare che abbia tutta l'intenzione di farvi nonno. Padre.
Che modo di parlare questo? Ha intenzione o non ha intenzione? Ne ha assolutamente, fra 6 mesi lo vedrete. Dottor Michele. No, grazie, vi lascio perché ho degli altri ammalati. A domani. Giacomo, allegro, grande giornata per te. Non dobbiamo più preoccuparci per l'avvenire. Bevi, figlio, bevi. Adesso capirai. E ti sembrerà di non aver vissuto fino ad oggi. Come se tutto dovesse finire da un momento all'altro. Capirai che la vita non finisce con te. Bevi. Voglio che tu sia felice, voglio che tutti siano felici. Domanderò a ciascuno qual è il suo desiderio più grande perché voglio che tutti siano contenti, almeno per un giorno. Aprite i quaderni. Leggete forte. Guardate, Giovanna piange. Giovanna, perché piangi? Non piangere, Giovanna. Noi ti vogliamo tanto bene. Tanto. Brava Mora, così mi piace, un po' di coraggio. Ora una buona boccata d'aria ti farà bene. E tu non correre troppo. No, sta tranquilla. Grazie. Sì, è forse bene che io mi muovo. Rimondino, sentite un po'. Avevo proprio bisogno di parlare con voi. Vi ascolto, padrone. Io voglio che quel giorno tutti siano contenti. Io ho chiesto a tutti quello che vogliono. Guardate qua. Mi piacerebbe un piffero a 4 becchi, un libro da messa legato in madreperla, una trappola per i topi, rivedere mio figlio che sta a Terni. Avete da fare, padrone. E voi che volete? Io? Voi dite per essere felice? È una parola. Non fate misteri con me. L'ho chiesto anche a Giovanna e anche lei non mi ha saputo di niente. Eppure ho notato che voi due parlottate spesso. Io le voglio bene, padrone, ecco la verità. Oh, bravo. Ho sentito anche parlare di un... questo bisognerà domandarlo a lei, padrone. Allora è vero, c'è anche un bambino. Padrone, bisogna sapere come vanno certe E cose. come volete che vadano? Queste cose vanno sempre allo stesso modo. E perché non l'avete sposata? Io sono povero, padrone, non... Ho detto che tutti devono essere contenti e non ritiro la mia parola. Buongiorno, padrone. Farai un viaggetto per rivedere tua figlia Terni. Il signore ti ascolti, padrone. Ho intenzione di regalare a Giovanna la casetta delle vigne. Naturalmente con un po' di terra intorno. Ma tutto deve essere regolato come Dio comanda. Certo, padrone. Giovanna al suo posto, voi al vostro e il bambino al suo. Intesi? Aspettate che faccio chiamare Giovanna. Fofo! Dov'è Giovanna? Poco fa è finire. Giovanna! Eccola. Giovanna, il padrone ti vuole. Avresti dovuto avere più confidenza in me. Io sono severo nei miei principi, ma certe cose le posso comprendere. Il padrone sa che noi abbiamo un bambino. Non gliel'ho mica detto io, però. Ma tu hai confermato. E il padrone ci regala una casa, la casa delle vigne con del terreno. E io gli ho promesso che tutto sarà regolato come lui comanda. Come Dio comanda. Fa lo stesso. Sentite, padrone. Ma che cosa hai da dire tu? Dal momento che sono contento io, no? Va via, vattene. Ma- Non ti voglio vedere più. Io sono piena di vergogna. Ma tu vuoi andartene o no? Io non so chi mi trattenga. Ma questa è pazza, sapete? Questa è pazza. Ma che succede? Io voglio che tutti siano contenti perché la mia casa è felice. E invece... Non si può, padrone. Non si può essere contenti. Se voi mi aveste cacciato dalla vostra casa, io vi avrei baciato le mani e me ne sarei andata col mio povero bambino. Non so dove. Ma quell'uomo no. Quell'uomo non è stato niente per me. Allora, il padre chi è? Il padre. Il padre non è qui. Non torna più. In più di 6 mesi non è venuta a vederti che 3 volte. Fortuna che hai questa brutta zietta che ti vuol tanto bene, tanto. Dammi un schiaffetto. No. Ecco, il farmacista dice che c'è tutto.
Ah, sono stato là. Malgrado io sia trattato ingiustamente e scacciato come un cane, io non cambio. Quando voglio bene, voglio bene. A te ho fatto fare un ritratto al Mitchell. Che bella idea che hai avuto. Io non cambio. Quando voglio bene, voglio bene. Povero Micetto. Mi pare ingrassato, no? Grazie, Rimini. Devo ringraziarti. Sei così buona con Maria. Lei non ha colpa di nulla. Hai ragione. Qui c'è un solo colpevole e sono io. Se tu potessi perdonarmi. Questo no. Mi odi. Non ti avrei amato. E poi non è per me. Io non conto più nulla. È per lui, per tuo figlio. Sei stata tu a rifiutare, io volevo. Denaro. Un povero piccino così non ha bisogno di denaro. Ha bisogno di ben altro. E tu? Tu non hai mai nemmeno voluto vederlo. Guardalo. Guardalo per una volta. Giacomo! Come va Maria? Soffre. Deve soffrire. Tua madre anche soffrì. E tutte le madri sempre. Ma non aver paura, fra poco queste ansie le dimenticherai. Quando sentirai tuo figlio che ti saluterà con un grido. Tuo figlio, Giacomo. Vieni, sono arrivati i fiori. Bisogna metterne un po' dappertutto. Questo sta scomparendo. Basta, non mi dicevi un ragazziano di adrenalina. Dottore, grazie. Vieni, vieni. Le sofferenze passano, resta la gioia. Aiutami, bisogna metterne dappertutto. Non essere triste, quella che ti aspetta è una grande gioia. Mettili laggiù. Dottore, per carità, non dica nulla. È il mio dovere, anche il mio collega lo esige. E dobbiamo avvertire la responsabilità. Non dica nulla. Cerchi di salvarli tutti e due. Tutti e due, ma è un caso gravissimo. Glielo dirò io, ma non perda tempo. Mi raccomando, che lo sappiano subito. Non dubiti, dottore. Madonna Santa, salvali tu, tutti e due. Mi ricordo il giorno della tua nascita. Guido e Armando erano vicino a me. Aspettavano una sorellina. Si misero a piangere quando seppero che era nato un maschio. Dove mettiamo questi carotti? No, vedi, lasciali per la stanza di Maria. Mi sono accorto che sono i fiori che le piacciono di più. E li porteremo su dopo. Nessuno può entrare, il dottore l'ha proibito. Che c'è? Giovanna, per amor del cielo, che succede? Chiama il dottore o entro. No, il dottore non può in questo momento. Ha detto che è un caso grave. Grave, che vuoi dire? Che il figlio non può nascere. Maria è in pericolo. Oh, Signore Dio, aiutami tu. È un caso grave. È difficile salvarli tutti e due. Non resta che pregare e aspettare una grazia. Giacomo, vuoi che preghiamo insieme? No, tu non pregheresti come me. Dottor Chi! Ma pensa che non c'è niente che padron Cesare ti rifiuterebbe. E chissà che... No e no. Certe cose non si fanno. Io non le faccio. Per lui lo devi fare. Vuoi che lo porti io a palazzo? No, Oh, questa donna non capisce niente. Non capisce la fortuna che ha. capisco la mia dignità. Sì, la dignità. Povero caro bambino, la capisci tu, la dignità? Fallo per lui. Coraggio, Carolina, coraggio. Vedrai che tutto andrà bene. Dopotutto sei giovane e la gioventù ha tante
risorse. Ah, Giovanna, finalmente! Aspettavo proprio te. Senti! Dovrei parlarti prima che tu veda il padrone, ma devo anche accompagnare Carolina dal veterinario. Che succede? Se quello lì ascolta, non posso farti le mie Confidenze, spicciati. Rimondino, vai. Se tu credi che mi interessino le scemenze di quel disgraziato lì, piuttosto tu pensaci ai fatti tuoi e ripensaci. E... Vieni Giovanna, vieni, qui nessuno può sentirci. Abbi pazienza, Carolina. È il padrone. No, grazie, non ne voglio. Ah, qui le cose vanno alla malora. Padre e figlio non si guardano nemmeno in faccia. Il palazzo è già uscito dal padrone. No, è il padrone che è già uscito dal palazzo. Ho capito, va avanti. Di Carolina ammalata, sai cosa ha detto il padrone? Se non può guarire, che muoia. Sì, poi stamattina sono entrato in camera di Giacomo e ho visto che stava facendo le valigie. Ma no, è impossibile. E poi sono venuti 2 signori da Roma e hanno visitato la tenuta in lungo e in largo, come se fosse da vendere. Capisci? E allora siamo tutti avviliti. Bisogna fare qualche cosa. Che ne dici? E non dici niente. Hai capito? Che vita. Meglio morire. Non lo dico mica per te, sai. Rosina. Buongiorno, padrone. Sei tu? Perdonatemi se sono rimasta via qualche giorno di più. Avevo tanto bisogno. Di vedere tuo figlio, è giusto? Ma ora in pochi giorni riguadagneremo il tempo perduto. Ho visto passando che già coprono i tetti dei casali danneggiati. Presto le famiglie potranno tornarvi. E giù in basso già fioriscono i peschi. È un miracolo a metà febbraio. La primavera è alle porte. E l'annata si annunzia buona per tutto. Pensate che nella piana di San Lazzaro il grano è già alto più di un palmo. Si è chiuso nella sua stanza. Dice che vuole partire per sempre. Abbiamo avuto delle parole aspre. Quasi fossi stato addirittura io ad ammazzarti la moglie. Mi odia. Si può vivere così. Per i servigi che mi hai reso in questi anni. Mi congedate. Venderò tutto. E allora? Ma come potrete vivere senza la vostra terra? Che farete poi? Poi. Che significa? Scusatemi se non la prendo, padrone. È tua. Fanne quello che vuoi. Popo? Vai subito a fare questo telegramma in paese. Prendi, vai. Da quando in qua hai imparato a leggere? Padrone, non so leggere, ma qualche parola riesco a spiccicarla. Qui c'è scritto la parola vendere. Padrone, non dovete vendere. Vale, Padrone, non dovete Corri. vendere. No, non dovete vendere. Giacomo, Che vuoi? tuo padre vuol vendere tutto. Che venda. Vuole andarsene. Anch'io. Ne morrà. Giacomo, ascoltami. Ma che volete ancora da me? Non vi basta che sono rimasto solo, che non ho più nessuno. Non siete ancora contenti che quella povera donna è morta. Vi siete messi in tanti ad ucciderla. Ma che cosa dici? La Giacomo? verità. Mio padre lo vedesti quel giorno. E aveva il coraggio di pregare. E tu? Io quel giorno pregai per la salvezza di tutti e due. Dio mi vede il cuore. Dio sa anche che quanto sto per dirti non riguarda me.
Quella notte io ti diedi la mia vita. È perduta. Ma non importa. Anche se tu volessi. No, non così. Mi costa molto dirti queste cose, lasciami finire. Ho detto che non parlo per me ed è vero. Io ho già preso la mia decisione. Me ne andrò via. E questa volta per sempre. Né tu né tuo padre sentirete più parlare di me. Giacomo, vuoi salvare tuo padre? Tu pensi a mio padre? Ridi, ma io parlo lo stesso. Non si tratta della mia dignità, si tratta della tua. Vuoi salvare tuo padre? Soltanto tuo figlio può aiutarti. Vuoi darglielo? Ecco, ci sei arrivata. Vuoi darglielo? Oh, Giacomo, se tua moglie, la donna che hai tanto amato, fosse qui e potesse parlarti. Giacomo. Lasciami solo. Lasciami solo. Te ne prego. Presto, presto, ci vuole tanto. Padrone, mi tremano le mani, non riesco a infilare la cinghia. Ecco, fa. Guarda che se mi hai burlato t'accoppo. Speriamo che questa vada bene. Ehi, Rimondino! Rimondino, Buongiorno, padrone. la zia di Giovanna sta verso le croci e verso San Martino. Verso San Martino, perché? Perché pare che voi siate un bugiardo e un manigoldo. Fofo? Devo andare da Carolina. Giovanna? Hai fatto il colpo, brava. Ho incontrato padron Cesare che galoppava come un disperato verso la casa di tua zia. No. Vorresti darmi di intendere di non sapere niente? No, a me non la dai a bere, sai. Non è possibile. Sei proprio sicuro che andava verso la casa di mia zia? E come no? Mi ha dato anche del bugiardo e del manigoldo? Allora qualcuno deve avergli detto. Ah, io no, io non ho detto niente, te lo giuro. Devo partire, Rimondino, portami via. Portami via, Io portami via. no, tu sei pazza, cara. Rimondino, Rimondino, ti prego. Fofo! Fofo! Eccolo! Guardatelo bene, vedrete che non ci può essere inganno. Come si chiama? Cesare, digli come ti chiami. Cesare! Cesare! Piano, No, piano, gli no, fate no. male. Adesso datemi qualche cosa da coprirlo, via. Ma non no. prenda freddo. Cosa volete fare? Via, ma lo porto via subito, via. Andate a prendere qualche cosa, una coperta, quello che volete. Ti piace galoppare? Andare per i campi? Brum, brum, brum. Bello, bello. Ecco, qui comincia la tua terra. E vediamo. Benissimo, con tutto quello che c'è da fare, vergognatevi! Proprio la prima volta che il padroncino vi vede. Ma mi rimetto la testa a posto io. È finita la cuccagna. Sono buoni contadini, sai, brava gente che suda tutto il giorno. Ma qualche volta bisogna fare la voce grossa. E poi oggi ci diamo delle ali, no? Giovanna vuole andare via, non si sa perché, bisogna impedirlo. Non va via, insegnerà ai nostri bambini. Fanno per noi, non me! Ecco padron Cesare! Sono un bambino! È arrivato padron Cesare! Che succede? Non vogliamo che Giovanna vada via, non deve partire, non deve. E perché dovrebbe andare via? Il suo posto è qui, per sempre. Deve restare qui per
Finalmente posso pensare alla mia Carolina. Questa è la tua casa, creatura. E quello è il popolare, che si riaccenderà e starà acceso altri 100 anni. E questo è il tuo posto a tavola, di tuo padre, di tua madre e qui io. Poi il tuo posto sarà quello, poi quello a capotavola. E qui ci saranno altri parenti, che io non avrò il piacere di conoscere, ma ci saranno. E quello è tuo padre, che non si aspettava di vederti oggi, e che non ti guarda nemmeno, ma cambierà. E tua madre? Ecco la tua madre. Mamma, mamma. Questo è il mondo. Il tuo mondo, la tua fatica, il tuo pane, il pane di tutti quelli che lavoreranno con te. Guardalo. Guardalo il mondo che non muore.